Ugo Falcone, in qualità di presidente del circolo Quintino Serra, insomma anche il suo circolo è presente a questa bella iniziativa, no? Sì, è importante focalizzare l'attenzione anche sulla sinergia tra gli enti pubblici e gli enti privati, tra pubblico e privato. Sappiamo che c'è una normativa nazionale sulla defiscalizzazione dei contributi per aiutare l'arte, per aiutare i beni culturali. Questo è importante perché molti soggetti privati detengono, sono in possesso di beni culturali di notevole interesse storico, come si diceva un tempo, oggi si dice secondo la normativa di interesse culturale, e pertanto è importante che siano notificati di interesse culturale, o se non sono ancora notificati dalle soprintendenze è importante farli notificare, così entrano nell'ambito del patrimonio culturale della nazione. Oggi in Italia come all'estero bisogna andare avanti con una sinergia pubblico e privato, incentivare, aumentare la defiscalizzazione, aumentare l'opportunità di sponsor privati che entrino anche nei lavori del pubblico, come è stato fatto a Udine, per esempio, che la Danieli è intervenuta nei restauri, per esempio, dell'Angelo del Castello. Ecco, questi sono esempi importanti che bisogna assolutamente portare sul territorio, anche con piccoli esempi. Noi da poco sul comune di Rivignano Teor, per esempio, abbiamo fatto da mediatori per far donare alla biblioteca comunale di Rivignano Teor il fondo di una studiosa locale, Anita Salvador Burban, che è un piccolo fondo ma che ha un materiale documentario, bibliografico e archivistico di importanza notevole, perché seppur essendo piccolo di quantità ha documenti sia di ambito popolare e ecclesiastico, sia di ambito militare, sia di ambito civile, che riguardano la prima e la seconda guerra mondiale, per esempio lettere dal fronte, lettere di famiglie, documenti delle antiche vecchie latterie turnarie, delle banche di credito cooperativo che non esistono più, delle filiali, e quindi l'Associazione Nazionale Combattenti Eredici, quindi tutta una serie di materiali che andranno valorizzati. Questo per dire un piccolo esempio, ma ce ne sono tanti. Il Friuli è ricco di beni culturali, sia immobili che mobili. Pertanto auspichiamo, grazie anche a iniziative come queste, di mettere in rete, in networking, i soggetti pubblici e i soggetti privati.